La rassegna stampa. Sto sbuffando, questo è uno sbuffamento di Semivarini. Ma insomma, ragazzi, cioè, sta rassegna stampa sta diventando sempre più difficile. Tu dici, adesso questo vuole chiedere l'aumento. No, ci mancherebbe, non ho mai chiesto in vita mia, però oggi vorrei veramente chiedere a ognuno di voi la scelta, la decisione. È diventato difficile leggere i giornali perché ci sono, come dice il saggio, paginoni e paginoni, ma troppe pagine riservate sempre a quegli argomenti. Delitto di Garlasco e adesso antivirus. Io a questo punto chiedo a voi, signori, chiedo a voi, ascoltatori di Radio Libertà, la mattina alle 7:30, la sera in replica alle 20, chi mi ascolta su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, siamo in diretta, ciao da Semivarini, ve lo chiedo, cosa volete? Non dovete scegliere tra Gesù o Barabba, andate tranquilli. Cosa volete? Volete più informazione sull'antivirus? Avete già paura che se non ce l'avete fino a ieri vi arriverà quest'oggi, perché sui giornali stanno mettendo paura? Volete sapere ogni soliloquio del delitto di Garlasco? Ah, io lo so che così, guarda, anche voi avete cliccato su audio e avete cercato di capire cosa cazzo diceva Sempio nei suoi soliloqui, e adesso su internet ci sono anche i soliloqui che c'è allora sì, ho detto anch'io, cioè, e tu stai lì come un deficiente a sentire l'audio di questo Sempio che parla da solo, non si capisce niente di quello che dice, ma è bello. E beh, che non è neanche un audio di 6 mesi fa, no, è di 10 anni fa, capisci? E da questi audio si capisce che lui chiaramente è quello che ha assassinato, e uno dice, ma perché? Nessuno lo chiede, perché non sono stati ascoltati prima questi audio? Buongiorno da Semivarini, buongiorno, certo, c'è Francesco in regia, oggi si sta preparando la sua tisana e io vi chiedo naturalmente questo responso subito, che cosa volete? Volete più informazione di questo tipo? E quindi però dovrei essere una rassegna stampa come tutte le altre, ve lo dico subito. Io cerco di fare qualcosa di diverso mettendovi sul tavolo gli argomenti più vivi, quelli che ci dicono come vivremo oggi e nei prossimi giorni. Però a questo punto io mi consulto con voi. Fatemi un whatsappino al 340 67 09 659, che mi ascoltiate in diretta o in differita, signori. 340 67 09 659, se volete più Sempio e più virus, ditemi voi e io faccio quello che voi volete, perché a questo punto o la va o la spacca, France. Io a un certo punto sono qua che dico, cioè sono ma tipo 10 pagine sullo stesso argomento, sui giornaloni. Allora vado sul sito elettronico del Corriere, tanto per, che è in aggiornamento sulla notizia. Già dalla foto mette paura, si vede un infermiere col camice, per il berrettino, eccetera, perché chiaramente stanno arrivando gli infettati, o meglio, sta arrivando la nave del virus verso Rotterdam, titola il sito del Corriere. Test su una turista argentina ricoverata a Messina, ma attenzione, questa fa paura, un britannico in quarantena a Milano. Il marittimo calabrese e il volo KLM è in isolamento ma sta bene. Queste cose che E attenzione, subito sotto guarda il virologo che è già apparso, perché
il vero orrore, il vero terrore di questa faccenda è che sono riapparsi i virologi e che iniziano a dare consigli. Finestre aperte e almeno 2 metri di distanza dai familiari. Cosa prevede la quarantena? Chi ne impone l'obbligo? Dio mio, ci stiamo ricadendo, ragazzi. E ieri era la giornata dell'infermiere e Mattarella ne ha approfittato per dire contributo decisivo durante il Covid, anche a costo della vita. Certo, è vero, ma basta! E quando finisce con il virus, il Corriere inizia a parlare di Sempio. Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Nessuno dice che scendevano in cantina perché Sempio non è stato arrestato, e nella nuova inchiesta c'è una prova regina. Fiorenza Sarzanini ne parlava ieri sul Corriere. Ma basta, faccio decidere voi, signori. Mandatemi un WhatsApp al 340 6709 659, ditemi se volete più antivirus, più Sempio o se invece magari siete un po' più variniani e scegliete qualcos'altro. Ad esempio, tu dici adesso lo so dove ci vuole portare. No, non vi porto sul giornale comunista, ma più o meno ci siamo. Ecco la prima pagina di Avvenire. Avvenire ce lo ficca proprio, no, non capite, non è volgarità, ce lo ficca in testa, cosa capite? Guarda il titolo, ricordiamo che siamo anche in radiovisione, su Facebook, su YouTube, sul nostro sito internet radiolibertà.net e anche sull'applicazione. Se scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, un tastino in alto a destra, potete scegliere tra radio e TV. Se schiacciate TV vi appaiono anche le prime pagine che io vi mostro, capito? Siamo avanti. Guarda Avvenire, centri a scadere. Che paura. Abbiamo avuto paura per un attimo ieri. Si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni. Oh, si parla di Albania, ragazzi, centri dell'Albania. Piantedosi a Tirana discute di migranti. Il ministro degli esteri albanese ieri ha detto l'intesa con Roma non sarà rinnovata. L'intesa dei CPR dove mandiamo i clandestini cattivi. Ma clandestini cattivi? Chi si è macchiato di reati e che va espulso, va rimandato nel suo paese. Cioè, ci ha detto ieri in Europa che questi centri non saranno rinnovati. Siamo caduti tutti dal pero e chiaramente l'opposizione ha organizzato immediatamente una festa. Brigitte Bardot, erano tutti lì che ballavano, ma Rama, Hare Krishna, Hare Rama, quelle cose lì, corregge dicendo non avete capito un cazzo, semplicemente l'Albania vuole entrare in Europa e alla fine c'è questo problemino. Ma io pensavo che già ci fosse in Europa l'Albania, ma cosa aspettano a farla entrare? E quindi tutto a posto con l'Albania nell'Unione Europea. È a rischio il protocollo con l'Italia sull'immigrazione illegale che scade nel 2029, aveva detto ieri il ministro albanese Oxa, come l'Anna Oxa, ma queste parole sono state poi corrette dal premier Edi Rama. Intanto è arrivato in Italia il primo gruppo dei 72 studenti universitari palestinesi usciti da Gaza grazie al progetto l'Ulpas. Quello siamo su Avvenire che ci ha cambiato argomento tanto per infilarci dentro un po' di immigrati a cui insegneremo. Bene, siamo sempre in prima pagina su Avvenire, oltre a questo titolo che ci ha fatto venire un po' centri a scadere. Cioè scadono come lo yogurt, e te l'ho detto, l'opposizione ci fa ancora il culetto quest'oggi, perché ecco il governo ha fallito, ma scusa, l'Europa ci ha detto di sì a sti governi, adesso non li, a sti centri adesso non li facciamo più. Capite come poi i giornalisti ste robe le manipolano e ci fanno venire voglia veramente di appallottolare anche Avvenire. In taglio basso invece Avvenire parla di una cosa che prima o poi bisogna decidere, ragazzi. Dispiace, ma bisogna decidere. No, non è la legge elettorale, quella è un'altra cosa. Non è neanche il sindaco di Milano, no, magari se scegliamo oggi c'è Morelli alle 9, è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Alessandro Morelli oggi ore 9.
una domandina sul sindaco di Milano non gliela fate? Cominciate già a scrivere. Se avete una domandina per il sottosegretario, inviate un WhatsApp al 340 6709 659. No, io parlavo della norma sul fine vita che arriva in aula senza intesa per farla vivere. Scusami, oggi non riesco a capire, sono io che bla 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 bla, ho dei problemi io, scusate, ho proprio... Ma le pilloline le ho prese tutte giuste, non capisco. Allora, si parla di suicidio assistito, siamo in prima pagina su Avvenire che oggi è più criptico del Manifesto, d'altronde è anche lui un po' comunista. Allora, suicidio assistito. Al voto il testo delle opposizioni, mentre Forza Italia cerca una mediazione, norma sul fine vita in aula senza intesa per farla vivere. Ma la norma è sul fine vita e la facciamo... Il DDL sul fine vita sarà in aula al Senato il 3 giugno, grazie alla disponibilità al dialogo di Forza Italia e alla mediazione del Presidente del Senato La Russa. Manca un accordo su un testo condiviso, ma i tempi sono stretti e se in commissione non si trova la quadra si andrà in aula con la proposta del Dem Bazoli, PD, sostenuta da tutte le opposizioni. Il nodo da sciogliere riguarda il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, che nel DDL della maggioranza sarebbe escluso. Gli azzurri però annunciano una controproposta, quindi suicidio assistito con il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe la fine del mondo, sarebbe fantastico, dai, voi che questa mattina siete un po' scazzati, vi vedo, vi percepisco, Mago Varin, Picciu, percepisce che un po' di voi sono scazzati, che non avete voglia di andare a scuola o al lavoro, che vi sentite un po' stanchi, guarda, lo vedo Francesco, eccolo lì, sta aspettando la sua tisana. Qual hai scelto questa mattina di tisana? Qual è? English number one. Vedi, parla bergamasco, ha imparato anche quello. Non eri romano. Bergamotto. Bergamotto, parla bergamotto, ragazzi. Francesco era romano, adesso è passato a parlare bergamotto. Chissà l'anno prossimo cosa mi diventa. Ma intanto... Arabo. Qui non ci entri, non c'è, sta fuori, si può fare regia a distanza, c'è fuori la camionetta dei militari, stai fuori con loro. Buongiorno a chi ci sta scrivendo, mi fa piacere, siete svegli allerta. No, comunque se siete davvero scazzati, se siete un po' stanchi di vivere, capita a tutti di essere tranquilli, il suicidio assistito col Servizio Sanitario Nazionale, magari anche a domicilio, arriva il pacco Amazon con dentro già la siringhetta, stiamo scadendo. Varin, come diceva la prof di matematica quando ti interrogava, varin, e tutta la classe ridevano. Dai, mi butto. Lo volete il manifesto? No, oggi faccio un fioretto, non vi leggo il manifesto, sto degenerando, vado invece sul quotidiano Il Giornale, perché riprende sulla falsariga di quello che vi dicevo prima. Il mio referendum odierno è: volete più antivirus? Volete più Sempio? Non è che poi magari ti vengono i dubbi anche a me a quel punto, dico, ma sto facendo bene a non rompere troppo i coglioni agli ascoltatori su questo antivirus, su questo Sempio di qua, facendoli sentire. Ci sono miei colleghi che fanno sentire tutti gli audio dei soliloquio di Sempio, che sembra di essere sull'elicottero. Allora stavo dicendo, cioè, ma sono io scemo a non farvi sentire queste cose, a parlare di altro, o devo fare come gli altri? 340 6709 659, cioè noi pensiamo di essere diversi facendo una rassegna stampa diversa, però i dubbi vengono anche a me, ogni tanto o vado dallo psicologo del PD, a quel punto mandatemici, oppure datemi un consiglio, tanto che vi porto sul quotidiano Il Giornale questa mattina. Guarda che Conte lo sfasciaconti, spunta l'eredità del leader grillino, l'eredità che dobbiamo pagargli noi, però questo lo denunciava ieri in prima pagina al Sole 24 Ore. Praticamente sono usciti
Sì, i dati delle frodi, dei crediti sospetti che riguardano il super bonus, una voragine da 174 miliardi. Cioè, abbiamo imbrogliato ma di brutto, soprattutto negli ultimi tempi, ragazzi. Cani e porci si iscrivevano a questo super bonus menandoci per il naso. E questa cosa poi scatena l'odio. È brutto da dirsi, ma iniziamo a odiare anche i nostri amici, i nostri parenti che si sono rifatti la casa, a volte la villa o il castello, e con questo super bonus. L'invidia però, cioè ragazzi, è colpa vostra, è colpa nostra, siamo stati noi scemi che non lo abbiamo usato a quel punto, o no? Così è costato il super bonus al paese. Il giornale lo mette proprio come prima notizia in taglio alto. 174 miliardi di voragine e Giorgetti che non dorme la notte. Ci pensate che tristezza? Giorgetti ci starà ascoltando a quest'ora, non dorme di notte per sapere dove trovare i soldi, anche perché, lo chiederemo anche a Morelli, gli sconti sulle accise penso che stiano per scadere. E che cosa farà il governo adesso per mediare a questa crisi economica dovuta allo stretto di Hormuz, alle guerre, eccetera? Sta aumentando tutto al supermercato. Va com'è ottimista Sammy Varin. No, vi sto dicendo la verità vi sto dicendo, no? Che cosa intende fare il governo? Oggi c'è il question time, questo pomeriggio che non si chiama question time ma è il premier time, cioè la Meloni dovrà rispondere alle domande proprio su questi argomenti. Per cui iniziate a pensare che cosa non salterà, verrà fuori un casino della miseria con l'opposizione che ci farà il culetto e il controculetto, e era giornale parleranno solo su questo. Siamo sul giornale. Perché sono andato sul giornale? Perché il giornale anche lui lo sbatte in prima pagina. A sinistra Garlasco, la difesa di Sempio, vive tumulato in casa. Stupendo, questo termine, tumulato in casa, e su tutti i quotidiani la difesa di Sempio. Questa è gente in gamba, ragazzi. Povero Sempio, l'hanno sputtanato. Cioè, è il peggior essere abietto. Pensa alle cose brutte, guarda i video porno, ma pensa anche a uccisioni, eccetera. Cioè, mentre se ti guardi una serie TV oggi, che i miei figli Tabata ed Elia guardano solo quelle, cioè ci sono solo uccisioni che non fanno più nessun effetto, e non fanno effetto a loro che hanno 15 anni. E questa è la cosa che mi preoccupa tantissimo. Fatto sta che Sempio è il peggio del peggio e non esce più di casa e non lavora più. Cioè ormai gli hanno rovinato la vita, come è stata rovinato chiaramente a Stasi, il suo modo bellissimo di vivere che aveva prima, e magari c'è un terzo personaggio che aspetta di essere trovato, che è il vero assassino. Allora, Sempio da una parte, paginoni, migliaia di paginoni su tutti i quotidiani quest'oggi, dall'altra, sempre sul quotidiano Il Giornale, quindi alla fine uno dei più affidabili, su cui io mi fido, è La nave e il contagio. Dubbi su 3 casi in Italia, signori, ce ne sono già 3 casi in Italia. E anche prima la signora delle pulizie mi ha detto: ma come? Ma non doveva essercene uno soltanto, quello che era stato sullo stesso aereo? Ci sono già 3 casi in Italia. È già psicosi antivirus. Oggi il tampone al 25enne calabrese, 2 turisti in isolamento e si riparla di quarantena. Lo scrive il Giornale, ragazzi. Oggi gli infettivologi dello Spallanzani di Roma riceveranno il campione biologico del marittimo di 25 anni che da sabato è isolato in casa dopo aver avuto contatti con la paziente poi deceduta salita a bordo del volo KLM. Sta bene, non ve l'ho letta, ma ieri c'era l'intervista sul Corriere, sta benissimo, ma si annoia perché è sempre chiuso in casa. Per fortuna c'ha un tapirulan, così cammina. Vi ho liquidato
liquidato il senso dell'intervista, che era messa a tutta pagina sul Corrierone, ma che sinceramente ho fatto meno di leggervi. Ditemi se ho fatto bene o male, perché ti ho detto, inizio a questo punto a avere degli interrogativi. Come Giorgetti, che non sa più dove tirar fuori soldi per far sì che non tutte le cose aumentano, e soprattutto benzina e gasolio stanno per scadere i termini dei tagli delle accise. Anche il Sammy Varin a questo punto, ditemi voi, volete che io sia una radio come tutte le altre? 340-6709-659, o volete altri argomenti sul tavolo, perché questi li sentite già da tutte le altre parti, tutte uguali, come le radio trasmettono stessa musica e noi siamo l'unica che ogni speaker si sceglie la sua musica, ragazzi. Questo è un segreto che forse non sapevate. Anche le notizie. Volete che io stia su queste, solo su queste, per decine e decine di pagine, come fanno le altre rassegne stampa, quelle serie, paludate, importanti, dei canali quelli seri, O volete che forse vi parlo di come si vivrà quest'oggi, di quali saranno i problemi di quest'oggi e di domani? Santa polenta, siamo sempre... E questa è una notizia che ti spunta un fiore in bocca, ma è che significa praticamente che la nostra giustizia c'ha qualche falla, e soprattutto le inchieste, le indagini, eccetera. Chiaro che vedendo quello che è successo a Sempio, mi pare chiaro, ma c'è anche il delitto di Erba, ragazzi, la strage di Erba, c'è solo Cainarca che va avanti su queste cose, solo lui. Una bomber, i più giovani diranno: ma che cazzo è? Cos'è il titolo di una nuova serie? Una bomber resta senza nome. È stata archiviata l'inchiesta su Zornitta, un altro sputtanato per 20 anni. Il giornale a pagina 17, ma ne parlano per fortuna tutti i giornali. L'associazione di Hanun per al-Bustaiani: è pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella. Ne abbiamo parlato ieri, ragazzi, oggi ritorniamo perché Lucano gli vuole dare una mano, e Lucano riesce sempre a dare una bella mano a certi personaggi, a patto che siano immigrati o eccetera. Vabbè, ne parliamo, vai che ne parliamo. Volete un'altra prima pagina? Dai, oggi vi leggo un'altra prima pagina, poi però penetro all'interno del giornale perché mi piace. Allora, la Repubblica, ad esempio, in prima pagina c'è la minaccia nucleare dell'Iran, perché mica c'è solo Trump che minaccia, anche gli iraniani hanno detto: se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, arricchiamo al 90% l'uranio impoverito che è troppo povero da noi. E Trump oggi vola in Cina per incontrare Xi. Amici, ma non abbiamo bisogno di loro, ha detto, che già insomma è uno che va da un tizio, tu vai da un tizio e dici: sì, siamo amici ma non ho bisogno di te, eccetera. Ma lì sorridono sempre, e la speranza, chiaramente, siccome anche la Cina ha bisogno di ciò che arriva dallo stretto di Hormuz, che si mettano d'accordo. La finiamo, lo sturiamo questo stretto di Hormuz, tanto è già pieno di petrolio dalle petroliere bombardate. Diamo una bella sturata con l'idraulico liquido e si ricomincia a mandare avanti e indietro le 1000 passapetroliere. Le lasciamo circolare, le lasciamo venire da noi, che magari riusciamo anche a sopravvivere. Siamo sempre su Repubblica, naturalmente in prima pagina: virus, quarantena a Milano. C'è un titolo del genere, ditemi voi se non è terrorismo. Se non è terrorismo. È stato fermato un cittadino inglese in vacanza in Italia che aveva viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg, in cui si trovava la moglie della prima vittima, morta anche lei. Io già qua mi perdo, non capisco già più niente. Il britannico asintomatico è ora all'ospedale Sacco di Milano, ma nel frattempo è stato a Venezia, a Roma, a Firenze, e quindi
probabilmente lo avrete incrociato. Già. Test per un'argentina colpita da polmonite a Messina, mentre i campioni per le analisi del paziente calabrese sono stati mandati allo Spallanzani, ok? Mi viene da piangere, però è così, ragazzi. Qualunque giornale, sì. Un po' di polemica su Salvini, era da un po' di giorni che non lo tiravano in ballo, quelli di Repubblica, sai, a ballare il Sirtaki, a qualche collega gli è venuto in mente, è un po' che non pigliamo per il culo Salvini, lo tiriamo dentro dove? La scure dell'Unione Europea sulla Biennale, e anche Salvini sotto accusa oggi su Repubblica. Claudio Tito, chiaramente Salvini è quello che vuole parlare con tutti, è entrato nello stand della Russia, forse ha cantato anche con loro, ragazzi. Lasciamo stare, penso che non sia un argomento che vi interessi, ok? Vado avanti, un'altra prima pagina, quale volete? La Verità, mi lo scrivono, guarda, siete velocissimi. Allora, La Verità questa mattina giustamente rimette a posto una situazione che ci dava dei pensieri. Sembrava, e il Manifesto oggi ancora va avanti con questa cosa, che Marina Berlusconi inciucciasse, e quindi Marina, lo sapete, è la capa di Forza Italia praticamente, se non lo sapete ve lo dico io, che inciucciasse con il PD. Si sai che queste cose giornalistiche, eccetera, i vari siti internet, certo, i Berlusconi restano nel centrodestra, signori. È il titolo principale della Verità, sembra di essere su Marte, ti giuro. Io voglio gli extraterrestri, vi prego. Quando è che arrivano sti file desecretati? Li voglio, ma almeno cambiamo argomento, Dio mio. Marina fa piangere il PD. È il titolo principale della Verità, ragazzi, e questo è il mondo al contrario, davvero. La figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci, che è già un termine terronico che io odio, però in politica lo puoi dire solo così, non puoi dire accordi sotto banco, no? Inciuci, che proprio fa schifo, capito? La figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem. Non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. Cioè, in poche parole, l'inciuccio, se vogliono, se lo fanno loro, quelli di Forza Italia con il PD. E quindi non ha chiarito per niente questo dubbio che abbiamo. Tu dici, dopo Vannacci, anche Forza Italia va con il PD. Il PD è solo che contento, perché pare che Campolargo ormai sia favorito. Domani, giovedì alle 9, parleremo di elezioni in Toscana, perché ragazzi, in Toscana potrebbe cambiare qualche cosa, ma se non siamo un po' più tosti, se non tiriamo fuori i cosiddetti, non lo so io. Avremo Gemma Peri domani alle 9, che è la nuova coordinatrice regionale della Lega Giovani in Toscana. La speranza sono loro, i giovani, quelli che ce l'hanno messo in quel posto andando a votare al referendum, e sarebbe stato meglio che rimanessero sul divano, ma che magari possono cambiare qualcosa per queste elezioni 24 e 25 maggio in molte città italiane. E ad esempio in Toscana ci sono città come Arezzo, Pistoia, Prato, dove ne sono successe di tutti i colori nelle ultime ore, che vanno al voto. Ma se volete saperne di più, restate lì. C'è la pausa musicale con Giovanni Marradi e poi ritorno. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È un po' rappresenta il nostro stato d'animo questo pezzo. Siamo lì che ci guardiamo, che cazzo quest'oggi sui giornali. Sempre più difficile trovare belle notizie. Non ci sono, semplicemente. Per fortuna che c'è Sammy Varini che cerca di menarvi via dicendovi dai, su, coraggio. Ce la facciamo anche quest'oggi, ragazzi. Vedrete, oggi c'è la Meloni Superstar alle 16:30 in Parlamento. Vai. Si risponde alle domande e ci sarà da divertirsi. Intanto abbiamo ascoltato Giovanni Marradi, Paese mio, uno dei pezzi più noti del pianista compositore italo-americano, caratterizzato dal suo stile romantic piano, ok? E allora, cari romanticoni all'ascolto di Radio Libertà, buongiorno, siamo apparsi anche su tutti i social, ci vedete sulle pagine Facebook di Radio Libertà, di Sammy Varin, mi vedete anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e insomma a voi naturalmente l'invito, scrivetemi WhatsApp anche se mi guardate, mi ascoltate in altri orari del giorno o della notte. Perché? Perché i WhatsApp restano nel nostro computer e il primo speaker che arriva in diretta poi li legge in onda. 340 6709 659. Oh, Luigi sì che mi dice una cosa sensata. Ciao Sammy. Per oggi lascia perdere la rassegna stampa e vai con la disco music anni 70-80, così ci disintossichiamo un po'. Luigi, grandissimo. Oh, ti dico la verità che io avrei fatto come Antonino Danna, che nella sua trasmissione dalle 18 alle 20 come stacco manda quasi sempre classici degli anni 70-80, anche italiani, roba. Io sono un fricchettone come lui, no? Solo che a differenza lui è più giovane, io quegli anni li ho vissuti davvero e ho consumato i 45 giri, mandandoli in onda, puntando, mixando, capito? Ho fatto la radio come si faceva davvero un tempo. Poi però ho incrociato nella mia vita Francesco Caprini, che è il patron di Rock Targato Italia, che mi ha insegnato che cosa sono questi artisti indipendenti, chi sono, cosa fanno e soprattutto quelli che io mando ogni mezz'ora, che sono sconosciuti. E Caprini mi ha ricordato quello che facevo io negli anni 70-80 quando facevo le radio libere, cioè lanciavamo artisti sconosciuti. C'era il disco della settimana, il super disco e riuscivamo a far diventare famosi artisti che nessuno conosceva. Ci pensavano le radio, anche se a volte l'artista veniva cacciato dalla manifestazione importante, non entrava neanche nei 20 classificati, eccetera. Se un pezzo suonava bene, per quello che noi abbiamo le cuffie quando facciamo radio, per sentire bene il suono, se un pezzo suonava bene, la radio lo faceva diventare famoso. Ecco, questa cosa mi ha fatto capire che nelle mie trasmissioni devo puntare sugli sconosciuti, non per farli diventare famosi, ma per farvi capire l'errore che stanno facendo le grasse radio a mandare tutte le stesse canzoni. Stessa cosa dal punto di vista comunicativo, le notizie, la rassegna stampa, tutte uguali le notizie sui giornali, non è vero. Sono tutte uguali perché le radio, le televisioni, quelle famose, ormai ci sono quelle soltanto, le altre hanno chiuso, vi leggono sempre le stesse notizie. Capito mi hai? Al senatore Morelli chiedi perché non candidano per Milano il mitico Garavaglia, altro che Lupi. Dani, bellissima notizia. Allora, Lupo De Lupi, che noi amiamo chiaramente, pare che sia tramontata la sua candidatura e la Lega è tra quelli che hanno detto no. Gliela facciamo la domandina su Milano Morelli alle 9. Alessandro Morelli, sottosegretario, arriva alle 9. Caro Sammy, ormai siamo delle povere vittime. Io giornali non li leggo e nemmeno guardo la TV con le Virostar, è vero, sono tornate tutti le Virostar, ma vedrai che prima o poi ci faranno la punturina e ci blinderanno, era già tutto previsto. Ecco. Basta, me ne vado. Cosa devo fare? Scusa, cioè, una che mi scrive una roba del genere, ancora dobbiamo vaccinarci di nuovo? Caro Sammy,
Per Morelli, dopo l'improvvisazione del Presidente Repubblica e del precedente sindaco molinese, il ginecologo, cosa ne dici di muoverci per Milano oppure lo diamo già perso e nessuno vuol metterci la faccia? Bravo, anche quest'altro ascoltatore mi sembra che... oggi la Madonna di Fatima e nessuno ne parla, invece di fargli vedere la serie TV, dite il rosario, scrive Marco. Oggi è la Madonna di Fatima e nessuno ne parla. Marco, grazie. Ripeto la soluzione: tagliare i fondi a giornali e TV. Qualcosina sta facendo il governo. Incarcerare i giornalisti pagati dai servizi. Oddio mio, aspetta che vado a fare un giro in bagno, capisco un attimo se ci sono soldi sotto il lavandino, controlli un attimo. E tornare alla realtà. L'antivirus e la semplice elettrospirosi che esiste da sempre anche in Italia, ma la gente italiota ama farsi infinocchiare. Perché la nave del virus non l'hanno dirottata in Antartide? Marco, perché? Perché i pinguini si incacchiavano. I soldi li trova tagliando i fondi all'Europa e all'Ucraina, insieme al licenziamento di tutti gli statali sanguinari. Vedete come sono tosti i nostri ascoltatori? Questi sono tutti WhatsApp che a volte mi chiedo, ma Sammy vive in Italia? E con questo WhatsApp, signori, capite un attimo che siete gli ascoltatori quelli più tosti del mondo, ma ne stanno arrivando un fotio di tutti questi. Siete ammattiti stamattina e devo correre, devo tornare a fare la rassegna stampa sì, perché sennò non finiamo più, ragazzi. Adesso vi dico le cose veramente interessanti della rassegna stampa, ok? Finora abbiamo scherzato, adesso vi dico cose che gli altri non dicono, o se le dicono le passano alla fine della rassegna stampa, quando ormai vi siete rotti le palle e non ascoltate più niente. Allora, il giornale, vi dicevo, parto da questo, insiste sulla psicosi antivirus, e quindi già io vado a pagina 2, pagina 3, la chiama psicosi all'italiana. Giallo sul paziente zero, 2 turisti in quarantena, l'elogio di Mattarella agli infermieri e bacchetta ai Novax, ciapala lì. Subito nella pagina dopo, i timori della Francia, il virus forse è mutato, l'OMS che predica calma. Ma dici, ma persino sul giornale, sì. Per fortuna a pagina 4 si riprende l'allarme lanciato ieri da Sole 24 Ore sul super bonus. La voragine di Conte per l'Italia, un conto da 174 miliardi. Frodi, crediti sospetti e un maxi buco che ha impedito l'uscita dalla procedura europea per deficit eccessivo, l'abbiamo capito, ma 5 Stelle e PD continuano a far finta di nulla e a impartire lezioni, ragazzi miei. Il fisco ha già bloccato 4,1 miliardi di crediti irregolari. Giorgetti aveva denunciato un onere di altri 40 miliardi per quest'anno. Il titolo grosso è balle sinistre. Prima o poi la verità salta fuori. Pagina successiva, siamo a pagina 8 del quotidiano Il Giornale ed eccolo qua. Il tam tam islamico per liberare l'imam. È bufera su Lucano. Lucano ti dà una mano e solo se sei islamico, e va a trovare Abu Stagi che sta male. Interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia su questo incontro in carcere. Già, è bufera politica, ne parla solo il quotidiano Il Giornale, che è venuto a sapere che Lucano vuole dare una mano a quello. È bufera politica dopo il caso sollevato dal Giornale che riguarda l'eurodeputato di AVS Mimmo Lucano, recatosi presso il carcere di Rossano Calabro in visita a un uomo accusato del reato previsto dall'articolo 270 bis del codice penale, che punisce chiunque promuova o finanzi il
terrorismo, anche perché colui da cui si è recato non è certo una figura di secondo piano. Si tratta di Riyad al-Bustagi, uno dei più stretti sodali di Mohammed Hannoun, anche lui in carcere a Terni con il medesimo capo di imputazione, perché rappresenterebbe l'uomo a capo della cupola di Hamas in Italia, ok? Ma c'è di più, perché sia Lucano che l'API, l'associazione di Hannoun, sostengono che Abustagi abbia problemi di salute che però non vengono seguiti correttamente dai medici, nonostante le segnalazioni. Signori, paginone oggi solo sul quotidiano Il Giornale, con la Cisint della Lega che dice: Bruxelles chiarisca i legami con i gruppi vicini ai terroristi di Hamas. E chiaramente sempre più applaudito Lucano, che ti dà una mano, soprattutto appunto se sei vicino a certi ambienti islamici. Anche sul Giornale, ma un riquadretto piccolino, perché il Giornale non si interessa di queste cose, su Marina Berlusconi e il famoso retroscena. Allora, prima ha parlato con il sacro Zaia, e siamo ancora qui che ci chiediamo cosa si sono detti, ma pare, perché Zaia pubblica un libro, poi fa questo bellissimo podcast nel fienile, ragazzi, e avete visto Crozza come lo prende in giro, ma lo amiamo, sia Crozza, ma soprattutto amiamo l'ex governatore del Veneto Luca Zaia. Che cosa farà in futuro? Magari una trasmissione su Mediaset sul fienile, dove ospita personaggi, perché sto podcast alla fine viene guardatissimo, ma solo da chi frequenta i podcast. Io gliel'ho chiesto, facciamo una trasmissione su Radio Libertà a Luca Zaia, però vediamo, adesso ha parlato con Marina Berlusconi e qualcosa bolle in pentola. L'importante è che non lo tiri dentro in Forza Italia, piuttosto vada col PD. Ma va bene, Forza Italia col PD, sappiamo che hanno così tante cose in comune. Nessun contatto con esponenti PD né trame sul Colle, scrive Marina Berlusconi, che quindi cancella ogni dubbio ogni volta. Sta cosa che continua a smentire però Berlusconi, Marina, qualunque cosa li appioppino, vuol dire che c'è qualcosa di vero alla fine, secondo me. Dai, ridiamo un po', stiamo un po' scherzando, così come c'è da ridere sull'ambientalista musulmano che è stato beccato in Lamborghini. Un ambientalista musulmano che gira in Lamborghini. Polemiche sul bolide del consigliere comunale di Manchester di origini pakistane, in Inghilterra, quindi, che va in giro con questa Lamborghini Huracan versione Spider, prezzo di listino 250.000 euro. Perché non si può guidare la Lamborghini, non ho capito. Beh, è un ambientalista dei Verdi, capito, Miai? Vabbè, ne parla oggi con un bel articolone il quotidiano Il Giornale. Giro la pagina di nuovo, ragazzi, vi sto dicendo cose che gli altri non dicono, roba buona. Oggi nella rassegna stampa di Sammy Varin vi conviene cliccare sul tastino condividi se mi state guardando su Facebook o su YouTube, e condividere questa roba buona sulla vostra pagina Facebook, o ancora meglio inviarla tramite WhatsApp a parenti o amici che sono schiavi dei soliti canali TV e radiofonici. La Coop condannata fa affari con il PD. Sono le inchieste del Giornale a pagina 9, ma cose che già noi pensavamo più o meno che fosse così. Feste dell'Unità. Dietro c'è la mano di Estragon. Prima ci lavorava Di Stasi, uomo di Lepore. Insomma, l'abbraccio tra il PD bolognese ed Estragon si fa sempre più tenero. La Coop, fondata da Manuele Lele Roveri, condannata di recente dalla Corte dei Conti a risarcimento di 66.000 euro al comune per mancanza di requisiti, non riceve soldi solo da Palazzo d'Accursio dalla regione Emilia-Romagna, ma per le feste dell'Unità collabora in maniera stabile con il PD. Qua mi fermo, ma se avete capito di cosa sto parlando, oggi ne parla il quotidiano Il Giornale a pagina 9. Che mi interessa però è l'intervista di Oara Borselli, un po' più in basso, a Paola Concia. Schlein
si ricorda dei diritti gay solo quando si avvicina il voto. È inutile una segretaria lesbica. Tan, ta, ta, ta. Vara, 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 vara. Come hanno tutti alzato le antennine a casa. Oh, le antennine. L'ex deputata Dem, dice la Paola Concia, ragazzi, la amiamo, ve la ricordate? Questa qua, oddio, sta foto fa veramente paura, però è questa qua, sì. L'ex deputata Dem dice: in 4 anni la sinistra non ha fatto nulla per le coppie omosessuali. Capito mi hai che gay, lesbiche, transessuali, pansessuali stanno litigando tra loro all'interno del loro partito preferito? Sembra incredibile. Alessandro Zanne, deputato PD molto vicino alla segretaria Ellis Lane, ha lanciato una proposta: legalizzare i cosiddetti matrimoni egualitari, cioè parificare matrimoni tra sessi diversi e matrimoni gay. È quello che hanno sempre sognato, no? Magari li facciamo anche in chiesa, perché no? Ma a sorpresa si è scontrato con la protesta della comunità LGBTQ, che gli ha rimproverato 4 anni di silenzio. Il fatto che in passato lo stesso Zan Zan e anche la Schlein non avevano aiutato le compagnie del movimento a ottenere i matrimoni gay. Paola Concia, ex deputata PD, esponente di primo piano del femminismo italiano, e anche lei molto scettica, signori. C'è un paginone con la Concia da terrore in questa foto, ma non gli rende giustizia, sul quotidiano Il Giornale, assolutamente da leggere. Chiaro che a pagina 10 c'è altra cosettina interessante, intervista con Angelo Bagnasco, il cardinale, che dice: una vergogna quella censura a Papa Ratzinger. Il cardinale rievoca la visita negata alla Sapienza. Domani parla Leone. La Chiesa non si nasconde, vive il plauso o la critica, l'accoglienza o la contestazione, amando tutti. Benedetto XVI sapeva che i vescovi italiani e moltissimi laici e credenti gli erano accanto con stima e ammirazione. Democrazia calpestata da chi ha paura dell'intelligenza e della mitezza, tutto il contrario della vocazione universitaria, quell'evento che non è poi avvenuto in università, ma ormai siamo abbastanza abituati che in università fanno parlare solo quelli amati dal PD. O no? Il Giornale, oggi ve l'ho detto, è molto molto pieno di fatti che ci interessano. Io, che vi conosco molto bene, cari ascoltatori di Radio Libertà, sono partito proprio da questo quotidiano. Si parla anche dell'inchiesta bis su una bomber, visto che siamo qui a menare il torrone sul povero Sempio, sugli audio. Oh, state attenti a parlare da soli. Io ne conosco di gente che parla da sola. Non parlate più da soli, statevene zitti, perché prima o poi qualcuno vi intercetta. Non vi dico qua in Bellerio, ragazzi, guarda, qua è normale. Qui fino a un po' di anni fa, quando ci chiamavamo Radio Padania, io tiravo su la cornetta del telefono e sentivo qualcuno che respirava dall'altra parte. Giuro, adesso non dovevo dirlo. Era il carabiniere che stava intercettando tutte le telefonate che arrivavano, e lo salutavamo anche, lo salutavamo perché insomma fanno un lavoro anche loro, capito? Per dirvi, questa è una roba successa forse 15 anni fa. Adesso sono un po' più attenti e quindi non respirano, sono muti, no, hanno mutato, hanno schiacciato il tastino del muto. L'inchiesta bis, nessun colpevole per una bomber, signori. Sono passati 20 anni, niente di che, è stato archiviato Zornitta. La decisione del GIP di Trieste, niente corrispondenze del DNA. Il caso era stato riaperto nel 2022 dopo una super perizia su elementi piliferi, è chiuso il caso una bomber. C'è un articolone, ma su ogni quotidiano se ne parla, e ci dispiace naturalmente che questo signore abbia avuto una vita completamente rovinata. Era lui il bombarolo? E il bombarolo è ancora in giro, sappiatelo. Pagina 25. Finalmente si parla di qualcosa di intelligente. Si parla della Lombardia. Da locomotiva d'Italia a hub europeo.
Ecco la nuova sfida della Lombardia. Numeri solidi, leadership consolidata nel paese. Ora la regione rafforza la sua strategia per attrarre investimenti dall'estero. Ragazzi, è Guido Guidesi che dice: non possiamo fermarci al primato nazionale, dobbiamo migliorarci. Chiaro che qualcuno crede ancora alla secessione, ma la secessione è solo della Lombardia, ragazzi. Ciao ciao, ce ne andiamo via, ragazzi. Scherza, non vi abbandoneremmo mai, voi romani, voi meridionali, ma assolutamente vi amiamo. Fatto sta, scrive oggi sul quotidiano Il Giornale, ma è una notizietta che non si può fare a meno di raccontare anche su altri quotidiani. Ginevra Spirito: alla Lombardia non basta più essere solo la locomotiva d'Italia, è uno dei territori più competitivi a livello europeo. E quelle notizione che escono ogni tanto, che la Sicilia fa meglio della Lombardia o che la Calabria, cioè ragazzi, voi credete a ste cose? Dai, poi è Milano, è la fabbrichetta, siamo noi che tiriamo avanti questa benedetta o maledetta Italia. Ora la nuova sfida è diventare un vero e proprio hub industriale e tecnologico capace di competere a livello internazionale. La strategia regionale per l'attrazione degli investimenti è stata presentata ieri a Palazzo Grazioli a Roma. Ma perché a Roma? Perché gli altri palazzi erano occupati. Gli obiettivi, come spiegano dalla regione Lombardia, sono sia aumentare i flussi, sia attrarre investimenti capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere produttive, creare occupazione qualificata. Perché se i numeri raccontano una leadership già consolidata, la visione ora è europea, è globale, con un prodotto interno lordo pari a oltre il 23% del PIL nazionale e una quota di export superiore a un quarto del totale italiano, la Lombardia si conferma il principale motore economico del paese e il primo polo italiano per l'attrazione di investimenti esteri. Qua mi fermo, ragazzi, ma c'è roba buona oggi, con un paginone interamente riservato a cosa si sta combinando in Lombardia. Uno degli artefici è sicuramente Guido Guidesi e ragazzi, tanto per sappiate che la Lombardia sta partendo per l'Europa. Magari, dici, magari. Oh, ma quanti WhatsApp che mi state scrivendo, grandi, 340-6709-659, continuate a scrivere che io vado sulla stampa, dici così imparate. Iran, minaccia nucleare, Xi Trump, prova di forza. Aspetta, no, il buongiorno, questo no, non è interessante. No, quello del Corriere è più carino. Cosa volete che vi leggo quello del Corriere? Dai, molliamo un attimo la stampa. No, questo è bello, secondo me sono belle parole. Ed è giusto ogni tanto. Massimo Gramellini ogni tanto si sbaglia e scrive anche cose sensate. Il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere, contro lo spirito del tempo è il titolo. Davide Simone Cavallo è lo studente universitario milanese che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato accoltellato da un gruppo di ragazzi per una banconota da 50 euro. Nei paraggi di Corso Como, a Milano, 7 mesi fa. Ha scritto una lettera di 15 pagine talmente potente, profonda e contro lo spirito del tempo che non mi sento all'altezza di commentarla, però mi limiterò a riassumerla in 15 righe come si fa o si faceva a scuola con i classici. Sentite, non odio chi mi ha ridotto così, dovrei farlo, sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonarlo. A quei ragazzi dico: ho compassione per voi, conosco la vostra rabbia, quel dolore immotivato frutto del non capire, del non capirsi e inevitabilmente non essere capiti. Abbiate pietà di voi stessi, non lasciatevi definire da quel che è successo, non siete perduti. Con tutta la rabbia che provo io ci si potrebbe riempire un oceano. Nonostante questo, quando mi sono svegliato in ospedale amavo quel braccio libero che mi era rimasto. Se non amassi il mondo, non ci sarei voluto tornare.
Sono grato di ogni istante perché ho capito una cosa: per quanto difficile sia la vita, non mi fa paura. Oltre all'uso delle gambe, ho quasi perso me stesso. Invece, eccomi qua, un ragazzo come altri, solo più fortunato, forse, e un po' ferito. A chi ha ancora un corpo intero, suggerisco di non darlo mai per scontato. Vivete, viaggiate, amate quanto più potete e lasciate andare il male. E questa è forse una bella meditazione da tenere conto nella nostra vita di tutti i giorni. Che ne pensate? 340 6709 659, contando quello che sta succedendo ogni giorno con queste baby gang che ci fanno letteralmente una paura della miseria. Ritorniamo, vi stavo dicendo, il quotidiano La Stampa. Perché? Perché c'è sempre un buon motivo se vi porto su un quotidiano. Infatti, proprio all'interno, l'argomento clou della Stampa è forse questo: la caccia allo straniero. Bakary Sacco, ucciso a Taranto, confessa un minorenne del branco, la procura, scelto perché indifeso, persona di colore. In Italia deve cambiare la mentalità. È il parroco che dice: armati dal razzismo. Eccole qua, le baby gang ora non sono più baby gang, ma sono razziste, puro Ku Klux Klan, signori. E la caccia allo straniero, il titolo di pagina 14 della Stampa, la racconta giusta secondo loro della Stampa, ok? Fatto sta che ci spiace tantissimo per questo Bakary Sacco, 35 anni, cameriere e bracciante, originario del Mali, che è stato ucciso sabato scorso alle 5:22 del mattino, accerchiato da un branco di minorenni, colpito con pugni in faccia e poi accoltellato. Paginone che dice a tutti noi che siamo razzisti, ok? E ce lo becchiamo questa cosa. Fa niente se poi gran parte degli altri episodi sono ben differenti, come ad esempio quello che è avvenuto a Prato, signori. Prato è una delle città dove si va al voto, ne parla sempre La Stampa, pagina 15, difende una collega dalle molestie, Prato accoltellato al cuore a 23 anni. Ne parliamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se
Se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ce lo stiamo godendo ogni settimana un pezzo diverso con Ako Bocina, appena ripubblicato nel nuovo album The Son of the Wind. Questo pezzo, il duetto numero 3 in Mi minore, grande mandolinista, chitarrista, qui fonde sonorità mediterranee, influenze balcaniche, musica zigana. Il 6 giugno arriva da Oretta Pierotti Cei, Jacopo Bocina. 6 giugno, sabato, ore 13. Lo stiamo scoprendo pian piano, è conosciutissimo nel mondo, qua in Italia ancora poco. Il bello degli artisti indipendenti che fanno capolino su una radio che non è scontata dal punto di vista musicale, ma non soltanto, signori, anche dagli altri punti di vista, e ce lo fate capire con i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Sammy, non ce la faccio. Se ritornano i Pregliasco, i Bassetti, no, basta. Per rimediare al caro prezzo, invece di investire soldi, compratevi un pezzo di terreno e piantate
Pomodori sardi, vai Pietro, è così, ma non c'è bisogno di comprare il pezzetto di terra, tra poco in tutti gli stadi si coltiveranno i pomodori sardi, farò una mozione, anzi di più una pozione. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto. Abbi Poi là. pietà, lascia perdere Sempio e il virus. Ale. Io non so se a questo punto è il sistema dominante, tipo Davos, che vuole indurci ad essere terrorizzati, quindi a terrorizzarci, oppure il sistema mediatico che evidentemente risponde a qualcuno che vuole farci diventare pazzi. Ok? Quindi cerchiamo di rimanere sul pezzo. 3 persone col virus, tra l'altro alcune asintomatiche, oppure 11 a livello, mi sembra, europeo o internazionale, delle quali diverse asintomatiche, non possono essere un problema, ok? Il problema ce lo si vuole creare e renderci semplicemente un gregge che può essere portato dove il pastore vuole. Ciao, grazie. Grazie a te. Sì, in questo momento sono anch'io gomlottista e penso che i quotidiani abbiano questa deformazione professionale, non capisco, o manovrata da qualcuno, per cui paginoni e paginoni solo su Sempio e solo su questo nuovo virus. E infatti vi sto chiedendo al 340-6709-659, ditemi se devo fare anch'io come tutti i quotidiani, tutte le radio, tutte le televisioni a parlarvi per ore e ore solo di antivirus e solo di Sempio. Ditemelo, perché questa radio si chiama Radio Libertà. Siamo liberi di fare, di dire quello che vogliamo. Io faccio rassegna stampa e quindi mi baso sui quotidiani. Ogni stupidata che dico ha un suo fondamento, è scritta da qualche parte. Ditemi se volete sentire le stesse cose di Radio Italia, di R101, di Radio Capital, eccetera, eccetera. E io mi rituffo sui quotidiani e sono pericolosamente oggi sul quotidiano La Stampa. Perché? Perché si vota a Prato ed è successa una cosa gravissima. Difende un collega dalle molestie a Prato, accoltellato al cuore a 23 anni. L'aggressione nella notte in centro, fermate 2 persone, tra cui un sedicenne, il giovane rischia la vita e adesso destra e sinistra si colpevolizzano. Colpa tua, no, colpa mia, ma tu che dici che la sicurezza c'è, tu invece dici che l'insicurezza è percepita. Ragazzi, chi ha ragione non lo so, domani ne parliamo, perché domani alle 9 arriva Gemma Peri, che è la nuova coordinatrice regionale Lega Giovani in Toscana, e per le prossime elezioni del 24-25 maggio ci siamo qua. Prato è una delle città chiave dove sono successe cose, succedono cose anche a pagina 17 del quotidiano La Stampa, che tira fuori gli insulti omofobi. Già, perché Franzoso, lo sciatore azzurro morto dopo una caduta in Sud America, la sua famiglia adesso attacca il direttore tecnico della nazionale con questo titolone. Ne parla solo La Stampa, pagina 17. Franzoso, la denuncia shock del padre, insulti omofobi. Matteo fu bullizzato, così ha detto l'altro giorno il padre della vittima, Marcello Franzoso. Ha detto: mi chiedo perché quando il mio Matteo andava male in gara, il direttore tecnico gli aveva coniato il nome Frocetto di Sestriere. Così ne parla oggi il quotidiano La Stampa a pagina 17. E io giro e vado avanti, signori, e adesso faccio un salto anche sul Libero, perché oggi è potentissimo Libero, tanto da mettere questo titolo, che è un qualcosa che abbiamo scoperto facendo questa rassegna stampa così particolare. Sicurezza vietata, fammelo vedere il titolo, dai. Vogliono abolire la polizia. Immigrato si ribella a un controllo. Il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano. Dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Adesso ne parliamo, vai tranquillo. Il virus diventa un caso politico, ora è psicosi e c'è chi gode. Scrive sul Libero oggi Claudio Smetti, negativo il paziente in Veneto. Un caso politico, signori.
E stiamo a vedere un attimino chi dice cosa, interessante sta roba. Pagina 2. La polizia osa controllare un gruppo di senegalesi e la sinistra dice è razzismo. Guarda che questo episodio non va sottovalutato perché è già successo un fracco di volte. Attenzione, quante volte avete visto la polizia fermare il venditore ambulante e la gente difendere il venditore ambulante? Già. È come quando, è chiaro, arriva la polizia e, e la gente difende il mafioso, signori. Per gli agenti c'è l'agonia. La sinistra dice è razzismo perché la polizia ha osato controllare un gruppo di senegalesi. Le divise intervengono fuori da un locale etnico. Gli immigrati le insultano e si rifiutano di dare i documenti. 4 finiscono in questura. La Salis come Lice, l'AIS, e la foto del dirigente che ha ordinato il blitz viene messa sui social. Attenzione, luogo Milano, protagonisti poliziotti e immigrati, commento automatico e sdegnato della critica razzismo, un film che finisce sempre allo stesso modo nella metropoli più progressista d'Italia, agenti cattivi e violenti, stranieri fermati, santi e vittime del sistema. Ragazzi, oggi il Libero è da comprare solo per questo articolo, signori. Se non vi basta, in taglio basso si ritorna a sangue a Prato, accoltellato da un sedicenne per avere difeso la collega, e poi il delitto di Taranto, è un quindicenne, l'omicida del bracciante Maliano. Chiaro che tutte queste cose secondo me inficiano anche le elezioni che ci sono a fine maggio in molte città italiane. Informatevi perché magari ci sono, non lo sapete neanche, è il caso di informarvi. 24-25 maggio, giro la pagina sempre sul Libero e si ritorna al sogno dei progressisti: disarmare i poliziotti perché i poliziotti sono fascisti. L'illegalità tollerata dai compagni si è allargata progressivamente dopo il 68 e ora arriva anche a scardinare lo Stato di diritto. Il vero razzismo in realtà è quello di chi difende chi calpesta le nostre leggi. Lo scrive oggi solo sul Libero Corrado Ocone, altro articolo che se non lo leggete non vi parlo più. Pagina 4, Fico pronto a introdurre il reddito grillino regionale, ma i conti della regione sono in profondo rosso. Ragazzi miei, 5 Stelle, docent, ho messo plurale. Il governatore dà seguito alle promesse fatte in campagna elettorale, ma per varare la misura serve circa 1 miliardo all'anno, soldi che l'ente locale non ha, e fioccano le inchieste sulle frodi relative all'assegno targato 5 Stelle. Ne abbiamo parlato, infatti, un po' più in basso. Truffe super bonus, illeciti per 4 miliardi in 3 mesi. Il monitoraggio Enea. Ad aprile la spesa cresce di un altro miliardo e nel 2025 il fisco ha bloccato addirittura il 33% dei crediti maturati. La valanga non si ferma e continua a divorare risorse. Nonostante sia stato abolito da più di 2 anni, ad aprile è spuntato fuori un altro miliardo di crediti del super bonus. Tutto da leggere, ma poi vi incazzate questo articolo a pagina 4 del quotidiano Libero. A proposito di sussidi, abbiamo bisogno di sussidio a 1 milione di campani. In 5 anni spesi 8 miliardi, il vecchio provvedimento nazionale. La regione Campania sul podio dell'assistenzialismo. C'era qualcuno che voleva la secessione? Al picco del 2021 percepivano la paghetta 5 Stelle oltre 920.000 persone. Solamente a Napoli i beneficiari del sussidio erano il 10% del totale nazionale. Napoli, prima città d'Italia con la campagna regina dell'assistenzialismo. Ne parla solo sul Libero a pagina 5 Michele Zaccardi. Giro la pagina, vedete che roba buona quest'oggi. Oggi si esagera. Marina Berlusconi
lo ripete ancora una volta, se non l'aveste capito, nessun contatto col PD, non ispiro manovre, ok? Torna a farsi sentire nel dibattito politico con una nota, e questa volta per smentire ricostruzioni giornalistiche che parlavano di contatti tra lei e il PD. Addirittura di un possibile incontro tra lei e la segretaria Ellis Lei, in vista di scenari post-elettorali in cui Forza Italia non escluderebbe un governo di larghe intese con pezzi del centro-sinistra. Ma vi sembrano i tipi, quelli di Forza Italia, di andare col PD? Ma per favore, ma per piacere, centri migranti, l'Albania gela il PD, restano aperti finché vuole Roma, capito? È l'ennesima figuraccia dei compagni che però ci hanno fatto prendere una paura tale ieri pomeriggio. Il ministro Oxa spiega che nel 2030 Tirana entrerà nell'Unione Europea e la natura dell'accordo muterà. La sinistra strumentalizza e accusa il governo di aver fallito, a smentirli però ci pensa il premier Rama, è sacro Rama, che ha messo a posto tutto quanto. Non fateci casini adesso che hanno cominciato a funzionare i centri per immigrati in Albania. Giro di nuovo la pagina e si parla di legge elettorale perché ancora non si decide niente. Pare che alla sinistra vada bene l'ingovernabilità. Il sì, perché poi arriva il governo tecnico e sicuramente mettono su uno di sinistra, ma tecnico. Il centrodestra pronto a discutere su tutto per evitare il rischio del pareggio, ma il campo largo rifiuta di trattare. Poi Giuli che chiede scusa, ho alzato la voce, mi sono scusato con il premier. Giuli dopo il colloquio con la Meloni. Il titolare della cultura ha detto: in Consiglio dei Ministri ho alzato troppo i toni sulle sovrintendenze, non si fa. Non vi tirerò fuori ancora l'argomento caratura, assolutamente no. Anche sul quotidiano Libero una bomber archiviata, l'ultima inchiesta su Zornitta, gli attentati compiuti tra il 94 e il 2006, chiuso anche il filone aperto nel 2022 sul bombarolo che ha agito nel nord-est e i legali che dicono finito il calvario. Ma non c'è nessun altro da incolpare, dico, no. Siamo ancora su Libero, oggi ricchissimo, madre e figlia avvelenate, i sospetti su 2 donne e l'inchiesta sul giallo di Campobasso. La pista familiare resta quella privilegiata dagli investigatori, la cugina del padre sarà convocata per la 4ª volta. Ma a interessarci è la vicenda della famiglia Del Bosco e magari gli facciamo tra 10 minuti anche una domanda ad Alessandro Morelli su questo argomento. Anche lui aveva a cuore le sorti di questa famiglia e lo sapete, qualche settimana fa è andato a far visita alla famiglia Del Bosco Matteo Salvini. La famiglia Del Bosco mollata dagli avvocati. Qual è il nuovo avvocato della famiglia Del Bosco? Vi dico che lo conoscete molto bene. È un eroe di Radio Libertà, ancora dei tempi che ci chiamavamo Radio RPL, Radio Padania Libera, signori. Subentra Simone Pillon. Per i legali non c'era visione comune. Al loro posto arriva Simone Pillon, il nuovo avvocato della famiglia Del Bosco, ex senatore della Lega. Bocciato il ricorso della mamma, non può tornare dai figli in comunità. Solo per questo io già traggo un sospiro di sollievo, perché Simone Pillon, bacchettone, bello tosto, sicuramente saprà fare qualcosa, diciamo così, poi lo chiediamo comunque tra pochissimo ad Alessandro Morelli. Ultima segnalazione, ne parla solo il quotidiano Libero e sappiate che i Maneskin stanno per ritornare insieme. Forse dovremo aspettare fino all'anno prossimo, a Sanremo dell'anno prossimo. I Maneskin si riuniscono per De Martino, io continuo a non sapere chi è, ma sì, sarà il prossimo conduttore di Sanremo, ma è quello dei pacchi De Martino, è quello dei pacchi. Io mai guardato, odio quelle trasmissioni, vomito. Primo miracolo del conduttore, Damiano David, Vittoria, soci, preparano una riunione per il suo Sanremo. Praticamente De Martino è riuscito
riuscito a rimettere insieme i Maneskin e allora, signori, è stato bravo, anche perché stanno finendo i soldi, cicu, i Maneskin stanno finendo i soldi e devono assolutamente tornare a fare qualcosa. Damiano David ha fatto degli spettacoli, ma non è che proprio ha fatto un successo della miseria, anche se qualche canzone mi è piaciuta, e sappiate che potrebbero ritornare insieme per il Sanremo dell'anno prossimo, d'accordo? Dove andiamo? Ragazzi? Andiamo sul Corriere solo per farvi vedere che cosa, quale terrorismo non impera su questi giornaloni. Titolo principale: virus, controlli e nuovi contagi. Vado a pagina 2, l'OMS, 10 infettati, Milano in quarantena, un turista inglese, cioè ce l'abbiamo qua. E intanto peggiora la donna francese, la difficoltà di rimpatriare gli australiani da Londra. Ragazzi, mosso cazzi, avete un po' di paura? Io sì. Negativo il sudafricano a Padova, asintomatici gli altri, che non vuol dire che stiano così bene, no. Il colloquio con il 25enne, sempre lui, quello che è a casa, ma non avevano già intervistato ieri, non ha niente, però si annoia. Io, considerato primo malato d'Italia per un equivoco, senza tosse, sto bene, oggi farò gli esami. Il 25enne sul volo, ero distante dalla vittima. Federico Amaretti, 25 anni, ufficiale di navigazione della Grimaldi Lines, vive a Villa San Giovanni, ha preso il volo KLM dove è salita per pochi minuti la donna, poi morta per antivirus in Sudafrica. Oh, c'è l'intervista oggi, ve la potete godere fino in fondo se comprate il quotidiano Il Corriere. In Brasile un morto e un contagio, ma non legati ai casi della nave. Oh cazzo, ma è antivirus anche qua. E allora sta circolando, come fa? Ma ecco, vedi, sto facendo il terrorista anch'io. Tranquilli, lo Spallanzani è pronto, ma voglio mandare un messaggio di serenità. Questo virus è noto, questo è Nicastri, medico infettivologo. Oh, mancava l'appello, questo è nuovo. L'infettivologo Nicastri dice: daremo informazioni e risposte ai colleghi, ma poi c'è Mattarella che ieri ha fatto un bel tributo agli infermieri. Intanto le mosse dei governatori, le regioni attivano i protocolli per il controllo, nessun allarmismo, ma qualche precauzione. Il caso antivirus tocca anche le regioni, che si attivano per monitorare la situazione. Qua mi fermo, ragazzi miei, perché devo ancora scoprire se volete che io possa infettarvi la giornata con tutte queste notizie paurose e terroristiche, o se magari devo andarci piano, perché se giro la pagina ancora sul Corriere, il costo del Covid ora ci rende più consapevoli rispetto alla pandemia, la minaccia è diversa e sappiamo di più. Cerca di buttare acqua sul fuoco il Corriere, ma intervista anche la ministra della sanità francese. Mutazioni, non siamo sicuri, ragazzi. Sto contando le pagine 2, 3, 4, 5, 6, tutti sullo stesso argomento. Quando si cambia si parla di Sempio, certo. No, anche di legge elettorale sul Corriere. Così può cambiare la legge elettorale? Il centrodestra apre, no all'opposizione, respinta l'idea di un tavolo comune, ma si tratta sul fine vita, sbloccato il DDL, sarà in Senato il 3 di giugno. Oggi si intervista Calenda, che è quello che non ne azzecca una, ma qualche voto potrebbe portarlo di qua e di là, un po' come il traditore Vannacci, bisogna decidere un attimo, lo facciamo entrare in coalizione un traditore? Voi gli dareste la mano al generale Vannacci? C'è da fidarsi, punto di domanda? O andrà anche lui con il PD? Beh, sicuramente se non c'è, comunque gli sta facendo un grande favore al Partito Democratico il generale Vannacci, che salutiamo caramente, che ci ha
aveva detto no, io starò sempre con voi, non tradirò la Lega, è venuto per ore e ore, ragazzi, ma davvero, allo stand di Radio Libertà l'anno scorso a Pontida, ha fatto autografi a tutti quanti e poi ce lo ha messo politicamente in quel posto e voi gli state pagando lo stipendio. Il premio favore agli estremisti e le coalizioni farebbero disastri. A parlare è Calenda, intervistato da Maria Teresa Meli oggi sul Corriere, ma occuparcene è suicida. Confrontiamoci sullo shock energetico, che è proprio di quello di cui parleremo tra pochissimo. Arriva Alessandro Morelli. Anche sul Corriere la vicenda di Sacco, confessa il quindicenne, la vittima cercò aiuto in un bar, l'ombra dell'agguato razzista. E poi i giudici su Caterine, non può più tornare nella casa famiglia, parliamo della casa nel bosco. Chieti, il tribunale respinge il ricorso, gli avvocati lasciano i Trevaillon che scelgono Pillon come nuovo legale. Gli avvocati dei Trevaillon hanno rimesso il mandato per divergenze insuperabili, proprio come i precedenti. Li difenderà l'ex senatore leghista Pillon, che conosciamo e conoscete molto bene, anche lui era a Pontida l'anno scorso. La Lombardia, calamita di investimenti esteri. Oltre 1400 aziende, ne parla pagina 31, anche il Corriere, con Guidesi che dice saremo un hub europeo. Qualità degli investimenti, valorizzazione degli ecosistemi territoriali, semplificazione amministrativa. È il triangolo industriale alla base del piano lanciato dalla Regione Lombardia per attrarre aziende e investimenti sotto la regia dell'assessore allo sviluppo economico, tra parentesi lo metto io, della Lega, Guido Guidesi. L'obiettivo è rendere la Regione Lombardia una delle principali piattaforme europee per competitività industriale, innovazione e sviluppo tecnologico, in particolare sottolineando il richiamo nei settori ad alto valore aggiunto come ICT, scienze della vita, elettronica, aerospazio, chimica, agroalimentare avanzato e servizi innovativi, con particolare attenzione a ricerca, sviluppo e funzioni direzionali. I numeri confermano il nostro primato italiano rispetto all'attrazione investimenti esteri. Valiamo il 40% degli investimenti esteri che arrivano in Italia. Belle, direi bellissime notizie dalla regione Lombardia. Ci torneremo? Certo, tra pochissimo con il sottosegretario Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò. Quelle festose giovani invidiar sembrò, che più cercando io vo', che più cercando io lo vedo
un solo istante i palpiti nel suo bel cor sentir, i miei sospir confondere per poco a suoi sospir, i palpiti sentir, confondere i miei coi suoi sospir, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Oh, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Si può morir, si può morir E se amate il genere, signori, Luca Minnelli è da seguire, lo trovate su YouTube, appena uscito un nuovo album, ma anche in giro per il mondo, in tournée, chiaramente praticamente sconosciuto in Italia. Una furtiva lacrima, la celebre romanza da Elisir d'amore di Donizetti, qui ripresa con la Budapest Orchestra, la splendida voce di questo tenore veneziano, noto anche per la sua partecipazione a The Voice Senior. Pensate, noi lo seguiamo dai tempi quando cantava con The Gondoliers, sulle gondole, ti giuro, sulle gondole, ne ha fatta di strada, storico veramente. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, stiamo tentando di contattare il sottosegretario Morelli, ma intanto simpaticamente sulla Verità, per fortuna, qualche cosa di diverso la Verità scrive, oltre a Marina che fa piangere il PD, in centropagina vi dicevo l'OMS riesce a fallire pure sull'antivirus. Accuse a Trump e al governo italiano di aumentare i rischi perché non seguono l'organizzazione, che però ha fatto flop con la pandemia cinese e ora non ha imposto la quarantena sulla nave, favorendo possibili contagi. Andando all'interno, eccola qua, altra corsa ai vaccini mRNA dopo l'inefficacia di quelli anti-Covid. A scriverlo naturalmente è solo la Verità, pagina 4. Cavalieri dell'EMA, i sieri anti-SARS-CoV-2 stimolano il sistema immunitario e abbiamo visto come ci hanno simulato a molti di noi, hanno risvegliato malattie sopite, ma gli studi dimostrano l'opposto. 0 processi a Guerra, Ruocco e Pompa sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Tutto prescritto. Ne parla quest'oggi solo il quotidiano La Verità, sappiatelo. Girando la pagina, eccolo qua, l'OMS riesce a far danni pure sull'antivirus. Ricciardi, sì, Ricciardi e compagni lamentano l'addio di Trump all'organizzazione, accusandolo di indebolirla. Peccato che l'agenzia ONU collezioni disastri da ben prima, basti vedere gli errori col Covid. E ora fa peggio perché lascia sbarcare i passeggeri dalla nave focolaio. Intanto negativi gli italiani in isolamento, Schillaci ribadisce nessun rischio, il giovane calabrese dice che non ha sintomi, campioni biologici inviati
davanti allo Spallanzani. Vedete com'è diverso il taglio sul quotidiano La Verità, mentre altri stanno facendo puro terrorismo. Ultima segnalazione a pagina 6 della Verità, l'intervista con Giorgia Meloni su Panorama. Il nostro piano casa nei prossimi 10 anni garantirà almeno 100.000 abitazioni. Il premier a Panorama: libereremo gli immobili occupati. Senza il super bonus di Conte ne avremmo costruiti 1.600.000. Oggi il quotidiano La Verità pubblica uno stralcio dell'intervista del direttore Belpietro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Panorama, da oggi in edicola. Va ora in onda Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E diamo il bentornato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Alessandro Morelli. Ciao! Buongiorno Sammy, ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto, come va? Come stai? Da qualche settimana che non ci becchiamo, perché un giorno il treno, un giorno l'aereo. È chiaro che tutta questa vita è sotto traccia, ma è tanto per spiegare, perché magari qualche ascoltatore dice: ma sì, cosa vuoi che faccia Morelli, sottosegretario, eccetera. Sei perennemente in giro a lavorare, a fare cose, a controllare che siano fatte cose, a inaugurare quando si fanno cose. Ad esempio ieri con Salvini avete inaugurato la motonave Olimpia, parlando di vero green, e magari ci fai una battuta su questo green vero rispetto ad altre cose che l'Europa ci vuole rifilare, perché la soluzione europea per uscire dalla crisi energetica è ancora più Green Deal. Alessandro, da dove vuoi partire? Certo, siamo spesso in giro per il paese, per la felicità chiaramente di mia moglie e il dispiacere di dover lasciare a casa i miei figli, ma sì. Attenzione, noi dobbiamo fare con grande oculatezza, intanto sul fronte economico, ma dall'altra parte promuovendo quanto riusciamo a fare, perché una delle chiavi del nostro maggiore successo sarà proprio quello di riuscire a promuovere e spiegare ai nostri concittadini quanto stiamo facendo per il paese. Ora è inutile che stiamo a ricordarci il tema delle Olimpiadi portate dalla Lega, grazie a Matteo Salvini, grazie agli esponenti leghisti del territorio, dai governatori di Veneto e Lombardia, fino chiaramente al governo con Zaia, la mia presenza ed altri. Ma dobbiamo però, il riferimento va proprio ad Olimpia, perché Olimpia è una motonave che è stata inaugurata in questi giorni, lunedì esattamente, gemella della sua compagna Ambrosiana, che è stata inaugurata qualche mese fa sempre sul lago di Como. Ma attenzione, perché si chiama Olimpia? Siamo sull'Ario, quindi tra Como, Lecco e l'Alto Lago, e quindi qualcuno si potrebbe chiedersi: ma come mai questo nome che sembra un po' fuori luogo rispetto alle località a cui abbiamo fatto riferimento. Olimpia nasce perché il nome Olimpia nasce perché sostanzialmente c'è stato un referendum online con migliaia di partecipanti che vanno assolutamente ringraziati. Diciamocelo serenamente, probabilmente la febbre olimpica del periodo in cui è avvenuto il referendum ha indirizzato molti dei fan della Navilaghi sui social, e quindi per questa ragione si è andati verso quella direzione, che sinceramente a me va benissimo, perché ci permette e permetterà per decenni, cioè la vita utile di questa imbarcazione, di ricordare un periodo eccezionale per i nostri territori, che comunque non si è ancora concluso, perché lo strascico delle Olimpiadi
ha avuto sicuramente il suo punto focale durante le Olimpiadi e quindi il momento sportivo, ma ancora oggi possiamo vedere dei cantieri legati alle Olimpiadi che sono esattamente nei cronoprogrammi, perché lo dobbiamo sempre ricordare, i grandi eventi internazionali non sono un fuoco che brucia per qualche settimana, ma sono un lunghissimo percorso che porta ad avere sui territori numerose infrastrutture. Signori, stanno arrivando decine di WhatsApp al 340-6709-659 e come sempre Alessandro Morelli è tra i più richiesti. Un tempo si facevano le richieste musicali alle radio, adesso si fanno le richieste politiche. Quale politico preferite? Alessandro Morelli in diretta, se avete una domanda da fargli scrivete 340-6709-659. Certamente in primissimo piano c'è la crisi economica e quindi come mitigare il terribile clima di aumenti dovuto alla guerra. Le accise, ad esempio, non si parla sui giornali, stanno per scadere adesso questi abbassamenti dell'accisa. Cosa succederà? Oggi alle 16:30 c'è il Premier Time e quindi la Meloni dovrà rispondere alle domande. Io mi metto le mani nei capelli anche se non ce li ho, posso immaginare il casino che salterà fuori. Che cosa si sta muovendo? Perché Alessandro, anche tu ti sarai accorto, sta aumentando tutto quanto, dipendiamo pare al 1000 per 1000 da questo stretto di Hormuz. Speriamo che oggi Trump con i cinesi, che cavolo, ha detto non ho bisogno dei cinesi, non è proprio la frase migliore, ci stai andando da Xi Jinping, dice non ho bisogno, anche i cinesi hanno bisogno di Hormuz, che magari si riesca a sturare questo stretto e a riprendere, non dico una vita normale, perché ormai ci abbiamo messo una pietra sopra, ma magari che non ci siano tutti questi aumenti pazzeschi. E che cosa si muove su questo fronte, Alessandro? Chiaramente noi dobbiamo guardare a quello che uscirà dall'incontro tra i leader delle due principali potenze mondiali, però dobbiamo stare attenti a che cosa possiamo fare noi. Proprio nei giorni scorsi leggevo dei titoli su alcuni giornali, il Corriere per primo, ma ce ne sono chiaramente tanti altri, che sostanzialmente titolavano in questo modo: a causa dei dazi di Trump, l'automotive italiano vedrà un ulteriore periodo di crisi. Ora, sinceramente, insomma, noi facciamo i giornalisti, tu segui la rassegna stampa, giustamente prima dicevi ai nostri ascoltatori, sentite che taglio differente tra un titolo e l'altro. Ecco, oltre al taglio differente bisogna anche capire qual è l'obiettivo, non solo dei titolisti, degli articolisti, ma dei direttori e degli editori, perché noi dobbiamo in questo caso sempre fare riferimento a una idea, partire da un presupposto. Qual è la nostra posizione e come siamo messi noi quando stiamo a criticare qualcosa? Con te, Sammy, critichiamo spesso quando gli islamici si radunano in piazza, quando fanno le loro manifestazioni, quando esagerano nella promozione della loro cultura a discapito della nostra, ma la domanda vera è: noi che cosa facciamo al contrario? Cioè, quante volte noi promuoviamo la nostra religione? Magari ti sarà capitato che non per forza quei suoi simboli è nella nostra cultura uno strumento religioso, il simbolo, ma può anche essere uno strumento oramai laico, ma compenetrato letteralmente con il nostro DNA. Magari ti sarà capitato di vedere qualche mia diretta nell'ultimo periodo. Io ho deciso di fare le dirette in ufficio con un taglio tale per cui si vede sempre il crocifisso. E questa è una cosa che giusto, sbagliato, può dar fastidio, non può dar fastidio. Intanto, se dà fastidio, non guardate la diretta, non è un grosso problema, perché certamente non è un mio problema. Ma se noi tutti iniziassimo a fare qualcosina dalla promozione dei nostri simboli religiosi a tanto altro, chiaramente, insomma, ci sarebbe una reazione. Ritorno al titolo del Corriere. Ora, dire che l'automotive italiano è in crisi a causa dei dazi di Trump è una cazzata, ma è una cazzata pedissequale, semplicemente perché
l'automotive italiano sta morendo a causa delle scelte dell'Europa. Ti ricordo, Sammy, oramai non se ne parla proprio più, e questo un po', insomma, mi preoccupa, del fatto che entro il 2035 il motore endotermico dovrà essere bandito in Europa. Come sai, la Lega sta facendo una battaglia a livello europeo, ci sono vari altri partiti che lo stanno facendo, ma ti sottolineo che ad oggi, a parte le polemiche dei cattivi leghisti che con su questa cosa continuano a martellare, la legge è ancora quella. E quindi società, imprese che hanno chiaramente degli investimenti multimiliardari e fanno i loro progetti industriali da qua ai prossimi 10 anni. Quindi se la legge rimane quella, questi stanno ancora pensando che nel 2035 il motore endotermico non ci sarà più. Dunque è evidente che tutte le aziende di produzione automobilistica stanno facendo i loro conti, i loro calcoli, sia sull'approvvigionamento delle materie prime, l'approvvigionamento chiaramente dei materiali tecnologici che sappiamo essere in forte crisi in questo periodo storico, ma questa è una contingenza. La pianificazione industriale di queste grandi fabbriche chiaramente guarda da qua, come dicevamo, ai prossimi 5, 10, 15 anni. Dunque è una fandonia dire una cosa di questo genere. Stessa cosa, ti sarà capitato di vedere l'articolo che riguarda un caso a Milano veramente grave, un signore 83enne che dorme in macchina da 5 mesi, anche qui il Corriere della Sera, addirittura una grande firma come Schiavi del Corriere. Descrivendo questa situazione, sulla quale chiaramente, come puoi immaginare, ci stiamo già muovendo, la notizia è uscita ieri, questo signore vive, secondo l'articolista, vive da 5 mesi in macchina, è un 83enne, ha una pensione perché lavorava per la 2A, la multi-utility milanese e bresciana di servizi, ma essendosi separato non riesce a pagarsi in affitto. Peccato che Schiavi del Corriere della Sera dica il signore si è riferito ad ALER, quindi dando la responsabilità alla Regione Lombardia e ai servizi sociali, non ricordando, uno, che i servizi sociali sono del Comune di Milano, due, che il Comune di Milano ha le proprie case popolari, cioè MM, 27.000 alloggi pubblici del Comune, tre, dimenticandosi dunque che, e quindi dando una responsabilità alla Regione, che è governata dal centrodestra e da Attilio Fontana, ma dimenticandosi, qualcuno potrebbe pensare colpevolmente, di dare delle responsabilità al comune, perché, lo dobbiamo ricordare, sono i comuni che assegnano le case popolari, anche quelle in emergenza. Dunque, chiaramente definiamolo una svista, siccome noi siamo sempre signori, ma alla fine ad essere signori e a porgere l'altra guancia, nostro Signore, il Dio ci ha dato solo 2 guance, e diciamo che per i leghisti le guance sono finite oramai da tanto tempo, e dunque è giusto e ragionevole che io vi riporti l'errore grave che il Corriere della Sera purtroppo ha compiuto ieri, non citando altri enti, oltre ad ALER, che è una società di gestione degli alloggi popolari della Regione Lombardia, anche di altri enti che evidentemente sono stati poco accorti alla situazione di questo 83enne, compresi i servizi sociali. Quindi sui servizi sociali non posso far altro che servirti su un piatto d'argento il prossimo argomento che riguarda il figlio dato letteralmente in pasto a 2 genitori omosessuali uomini e a una donna. E voilà, e questo chiaramente dovete seguire Alessandro Morelli perché non tutti ne parlano, ma questa è una cosa che c'è rimasta impressa. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto legalmente un bambino con 3 genitori. Che sia il regalo di compleanno per la legge Cirinnà, Alessandro? Allora, Sammy, qua su questo dobbiamo fare un ragionamento politico ancora prima del caso che personalmente da genitore mi ha scioccato. Conosco perfettamente la tua sensibilità sull'argomento e quindi ritengo che anche per te sia stato un colpo veramente duro da scoprire. Intanto io sono affranto del fatto che pochissimi giornali abbiano riportato con la necessario spazio la notizia. Ieri non era su nessuna prima pagina, l'unico giornale che ne ha parlato in maniera assolutamente piena è stato Libero,
al quale va questo merito, alla pagina 3 e sulla pagina 2 ricordavano appunto, come dici tu, il riferimento alla Cirinna, ma è evidente che c'è un piano anche da questo punto di vista, perché se da un lato avviene questo caso, che è un singolo caso, ma intanto è una pietra lanciata nello stagno, contestualmente in Europa si rilancia la promozione della legge Zan, che è stata sostanzialmente bocciata in Italia, e quindi non sono riusciti a farla passare nel Parlamento italiano, ci riprovano al Parlamento europeo e dall'altra parte nei fatti la mettono in pratica con dei giudici, in questo caso a Bari. Tranquilli, perché chiaramente su questo caso personalmente seguirò in dovizia di particolari tutto quanto, e farò tutto il necessario e tutto quello che la legge ci permette di fare per rimettere a posto le cose. Ma tornando alla questione puramente politica, è in atto una strategia del Partito Democratico, della sinistra europea, che va esattamente in quella direzione. Cioè non ci riescono, passando per la porta, cioè il Parlamento italiano, ci provano a livello europeo attraverso delle normative europee che poi, come sapete, noi dovremo in qualche maniera introitare, e dall'altra parte lo mettono in pratica con i giudici e con i servizi sociali. Torniamo ai servizi sociali, quelli che per 5 mesi non si sono evidentemente accorti del signore che vive in macchina, 83enne, disperato, perché pensionato e separato, sul quale, se poi avremo ancora tempo, magari faremo un rapido accenno al piano casa a cui di cui tu stesso leggevi qualche articolo di giornale. Perché eviterà situazioni di questo genere. Cosa succede? I servizi sociali scrivono, e io voglio avere quello che hanno scritto i servizi sociali, che sostanzialmente io lo riporto da quello che leggo sui giornali, ma infatti io voglio capire che cosa hanno scritto precisamente per poi renderlo pubblico a Radio Libertà e attraverso gli altri strumenti che abbiamo, che il bimbo di 4 anni sarebbe felice della situazione nella quale vive. Ora, è chiaro che se noi chiedessimo a un canarino che ha vissuto in una gabbia come ha vissuto la sua vita, è nato lì, e cosa può dire? Che per lui quello è il suo mondo. Certo non sa che gli altri canarini in giro per il mondo possono volare da un albero all'altro ed essere felici e sereni. Ora dunque, fuori di metafora, che chiaramente è una metafora molto secca, cosa è successo? Uomini omosessuali, per il loro egoismo genitoriale, decidono di avere un figlio. Uno dei due, italo-tedesco, ha un'amica in Germania che si rende disponibile a mettere al mondo questo figlio. Quindi questa coppia omosessuale, uno dei due pratica sesso con la donna con la finalità di avere un figlio. Questo riportano i giornali. La donna rimane incinta, l'uomo ritorna dal suo compagno, rimane incinta, ha in grembo e fa crescere nel proprio grembo il bimbo. Quindi immaginatevi 9 mesi nel quale chiaramente la signora vive questa gestazione, i calcetti, insomma chi è genitore sa perfettamente di cosa sto parlando, delle emozioni che si vivono in quei momenti. Quando nasce il bimbo, la signora cede il figlio, proprio figlio, al padre, perché di fatto uno dei 2 uomini omosessuali è padre. Che è tornato con il suo compagno. Quindi la finalità dell'approccio e il rapporto sessuale era solo quella di avere il figlio. Capisci di cosa stiamo parlando? E quindi i due uomini accettano che uno dei 2 abbia un rapporto sessuale con un'altra persona in maniera pianificata. Il bimbo viene cresciuto da questi 2 nell'amore e nella gioia di avere 2 uomini come genitori. Il terzo, diciamo l'omosessuale che non ha praticato sesso con la donna, adotta il figlio. Quindi cosa significa? Che il bimbo ha 2 padri riconosciuti. Dall'altra parte la madre chiede di riconoscere il proprio figlio. Siccome la cosa non è vietata, anzi, siccome lei è la genitrice,
biologica del figlio, la cosa le viene riconosciuta. Dunque in Italia abbiamo un bimbo che ha 2 padri e una madre. Non solo, ci sono dei dipendenti dei servizi sociali che hanno scritto nero su bianco, questo riportano i giornali e noi lo verificheremo chiaramente, che il bimbo è assolutamente felice della sua situazione di vita, è contento di avere una famiglia allargata perché la signora in Germania avrebbe anche altri figli, insomma una situazione devastante da tutti i punti di vista. Ora non bisogna essere pedagoghi per capire quale sia l'assurdità della situazione da film, ma un film distopico, ma contestualmente, e arrivo e chiudo, noi abbiamo dei servizi sociali che dicono che 3 bimbi amati da 2 genitori, un uomo e una donna, che li seguono, li curano, che vivono sicuramente una vita per noi particolare, possiamo dire persino stravagante, ma che amano i loro figli, che li seguono, che sono genitori biologici tutti e 2 dei 3 bambini. Ci sono dei servizi sociali che non solo allontanano i bambini, che è la cosa più grave che si può fare a dei bimbi e a dei genitori, quindi a un nucleo familiare, ma in più impediscono persino alla madre in questo periodo, nel quale uno dei 3 bimbi purtroppo non sta bene, di seguirlo in ospedale e di stare con lei, con la bimba, per più di un'ora, se non accompagnato da qualcun altro, la madre. Capisci di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della devastazione, della disintegrazione del nucleo familiare per come la natura ha voluto che esso sia, cioè che sia composto da un uomo e dalla donna e poi potenzialmente da dei figli. Ora dunque questa è una pianificazione, non sono casi isolati ed è sbagliatissimo pensare che siano casi isolati e lo stravagante agente, perché di questo stiamo parlando, agente dei servizi sociali va contro la casa nel bosco, lo stravagante agente dei servizi sociali valuta che un bimbo di 4 anni possa essere e crescere normalmente con 3 genitori di cui uno è un casino. È evidente che qua c'è una pianificazione, esattamente come il Bibbiano, esattamente come il Forteto, esattamente come tante altre cose. È il momento di dirlo, senza troppe remore, paure, senza essere preoccupati che il Corriere della Sera domani titoli Morelli ce l'ha con Bibbiano, il Forteto, con i servizi sociali, perché è la cosa giusta da fare e noi della Lega facciamo le cose giuste. E le abbiamo sempre fatte perché ricorderai anche tu il pomeriggio gender che conducevo forse 10 anni fa su Radio Padania Libera, in cui si parlava anche di queste schifezze e molti ci prendevano veramente per alieni, ma ormai noi ci crediamo agli alieni, così come crediamo in Simone Pillon, speriamo, esperto di diritto di famiglia, ex senatore della Lega. Gli ascoltatori ti chiedono una battuta anche su questo, hai parlato di servizi sociali, non si può non ricordare che la famiglia dei Trevaillon è ancora lì disgregata, i legali della famiglia Del Bosco hanno rimesso il mandato perché, scrivono i giornali, non c'è visione comune, subentra l'ex senatore leghista Simone Pillon, lo conosciamo entrambi, è uno diciamo piuttosto tosto. E che cosa si può fare? Sappiamo anche che nelle ultime settimane anche Matteo Salvini ha incontrato ha incontrato la famiglia Nel Bosco. Cosa sta succedendo, Alessandro? Io chiaramente non posso far altro che augurare un buon lavoro a Simone, al senatore Pillon, e chiaramente la Lega sarà al suo fianco per tutto quello che potremo fare per tutelare gli interessi di una famiglia. Lascia stare la famiglia Del Bosco, i 3 bimbi, i 2 personaggi stranieri, le 2 persone straniere, una vita stravagante, eccetera, eccetera. Benissimo, è tutto vero, ma noi dobbiamo tutelare l'interesse della famiglia e prima di tutto delle figure più deboli di questa famiglia, che sono i bimbi. Poi le stravaganze verranno risolte, verranno sistemate se necessario, ma primo tra tutti l'interesse primario dei bimbi, che in tutto il ragionamento che abbiamo fatto, partendo dal bimbo vittima della violenza e dell'egoismo di questi 2 personaggi, deve essere primario, ed è assurdo che una società si definisce democratica, evoluta, non abbia come focus
queste, ma c'è un interesse politico, ribadisco, si parte sempre dalla volontà di disgregare la famiglia e di mezzo ci sono migliaia e migliaia di vittime, molte delle quali neanche sono a noi note. Permettimi però di chiudere, visto che siamo veramente in chiusura, con il piano casa. Vi ho citato il caso del signore che vive nella propria macchina da 5 mesi. Attraverso il piano casa la Lega, perché questo piano casa è voluto da Salvini, poi chiaramente sostenuto dal Premier Meloni, ma Salvini cosa dice? Noi dobbiamo intervenire per quelle famiglie, quelle persone che sono nella fascia media della nostra società, che vengono escluse totalmente dalla possibilità di accedere a una casa popolare, a un servizio pubblico e a un alloggio. Quindi cosa facciamo? Prevediamo una sostanziale investimento per quanto riguarda la messa in ordine di quegli alloggi che purtroppo oggi sono sfitti. Vedi Salis. Salis si occupa perché dice questo alloggio è pubblico ed è sfitto, grazie al cavolo, perché secondo questa stravagante signora ci sono dei pazzi che hanno degli alloggi pubblici e non li vogliono concedere a nessuno perché e preferiscono lasciarli vuoti perché sono dei pazzi. Semplicemente gli alloggi pubblici, per essere assegnati alla famiglia Varin o Morelli, devono essere a norma e quindi i lavori costano. Salvini ha destinato a questo capo, quindi a tutto il piano casa, circa 1 miliardo di euro. 60.000 case quindi verranno riqualificate, appartamenti verranno riqualificati con una spesa media di circa 20.000 euro. Dall'altra parte c'è un piano che riguarda le fasce medie della nostra società che chiaramente non possono accedere purtroppo all'alloggio popolare, ma non hanno neppure uno stipendio adeguato, una pensione o uno stipendio adeguato per poter accedere al mercato immobiliare libero. Sottolineo che a Milano una casa di 80 metri quadri, per comprarla ci vogliono almeno 120.000 euro cash da mettere come anticipo, che l'affitto medio per un trilocale è 1.800 euro, stessa cosa più o meno a Roma, un po' meno, ma ci siamo. Quindi verso queste persone, padri separati, giovani coppie, pensionati in difficoltà, eccetera, eccetera, c'è questo piano casa che prevede appunto un investimento di 1 miliardo, tutto grazie a Matteo Salvini e alla Lega. E hai fatto bene a ricordarlo, perché sui giornali questa cosa non è passata e speriamo che magari oggi Giorgia Meloni possa rispondere a qualche domanda che non sia soltanto di gossip e sul prossimo ministro che avrà problemi d'amore. Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è stato un piacere. Buon lavoro e alla prossima. Buon lavoro a tutti voi, buon ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare.